Jungle. When you walk through a storm. Cross ancora di Floriantis e c'è il gol di testa da parte di Vertelli ha anticipato, bruciato l'uscita di Taylor e ha portato in vantaggio la Cremonese al decimo gol di Vertelli. L'inserimento da parte di Patterson, pericolosissimo. Gibson ancora verso Patterson, Gabbiadini e il pareggio del derby. Una manovra perfetta al 22esimo con il pareggio da parte di Gabbiadini. Recupera Gian De Biagi in avanti sulla destra, allarga ancora sulla destra per Floriantis, cede dall'1-2 Floriantis per Gian De Biagi che vince due rimpalli. Gian De Biagi, calcio di rigore, credo sì così è. Calcio di rigore atterrato Gian De Biagi da parte di Forsyth, calcio di rigore netto, indiscutibile mi sembra. Splendida esecuzione allora al 27esimo, Gian De Biagi messo giù in area su una splendida soluzione personale ed è il calcio di rigore. E ora c'è l'ueggiare di Wembley contro Nicolini dal dischetto contro Taylor, calcio di rigore. Momento topico, può tornare in vantaggio la Cremonese rimediando al gol di Marco Gabbiadini. Parte Nicolini, il suo destro, para Taylor in calcio d'angolo. Mischia sulla tre quarti, ne esce vittorioso Nicolini, molto bello il lancio per Dentoni, se ne va Dentoni sulla destra, entra in area, forza su di lui Dentoni, dribbla Taylor a terra, calcio di rigore a favore della Cremonese, stavolta non si può sbagliare. Dentoni ha dribblato Taylor che lo ha messo a terra, calcio di rigore. Allora vi ricordo, amici sportivi, al quarto del secondo tempo, secondo calcio di rigore a favore della Cremonese, nulla da dire, Dentoni messo giù da Taylor, non mi sembra ci siano equivoci possibili ed è Massero dal dischetto. Massero, calcio di rigore a favore della Cremonese, ha sbagliato Nicolini, si prova Massero dagli 11 metri, calcio di rigore numero 2 per la Cremonese, parte Massero, il sinistro, la palla in gol, Cremonese 2, Derby County 1, dal dischetto Massero infila un rasoterra secco e angolato, nulla da fare per Taylor questa volta, 2-1, amici sportivi, il gol di Ricky Massero. Abbiamo proprio qui vicino i genitori di Ricky Massero che dopo una grande intensa emozione, i genitori di Ricky Massero. Mi sembra che si stia perdendo un po' la compostura pratica della Cremonese, ma c'è il contropiede, Tintoni messo dentro, il gol! Tintoni dalla curva a risultare, stavolta è fatta 3-1, amici sportivi, e si può cominciare a risultare il gol di Andrea del Giants, Tintoni, il gol del 3-1, amici sportivi. Grande gioia per i 1000 cremonesi accorti. Ecco, grande gioia, tutti cambiano high five tra i tifosi. Io me lo sono scambiato anche con il moroso di mia cugina, vabbè, insomma, lasciamo perdere questi aspetti personali. Allora, Tintoni indietro l'ha messo dentro, allora il 39esimo il gol della liberazione.
Si presenta in giacca e camicia. Lui, uomo di campo, per l'occasione ha messo da parte la tuta. Mario Montorfano, allenatore della prima squadra. Una notizia che ieri sera ha fatto impazzire il web, con centinaia di commenti sui vari social network. In seguito all'annuncio ufficiale del club, oggi era il grande giorno, quello della conferenza di presentazione. Parte deciso il mister, determinato, così come quando marcava a uomo l'avversario, come quando disse a Rispoli mentre lo cacciava: io un giorno tornerò. Ben presto però la voce si interrompe, le lacrime iniziano a scendere dagli occhi, le emozioni lo travolgono quando ricorda il mitico Erminio Favalli che gli diceva: quando resti per tanti anni nella stessa società o sei un ruffiano o sei una brava persona, tu Mario sei una brava persona. La Cremonese, casa mia, così la chiama Montorfano, perché per lui il grigiorosso è una seconda pelle, dopo 33 anni trascorsi tra campo e panchina, soprattutto nel settore giovanile, ma senza dimenticare le esperienze del 2001-2002 e del 2011, 2 imprese, una salvezza in C2 in un anno a dir poco travagliato e un'altra subentrando a poche giornate dalla fine nella stagione macchiata dal calcio scommesse. Ora è il momento della terza chiamata, quella più importante di tutte, il massimo a livello professionale per usare le parole del diretto interessato. Al suo fianco ci saranno altri 2 grandi ex, Marco Perovic come vice e, sorpresa nella sorpresa, Gigi Turci, cremonese doc e numero 1 della Cremo dei tempi d'oro, come preparatore dei portieri. L'ultimo mese gli ha fatto vivere una vera e propria girandola di emozioni, la morte del padre, la Final Four di campionato e la finale del Dossena con la sua Berretti, ora la grande chiamata, come stare sulle montagne russe, insomma, per uno che ci ha abituato, visto che ha allenato a tutti i livelli, dai primi calci alla prima squadra, dalla Cremonese al Montichiari, senza mai cambiare però, affrontando ogni avventura con serietà, dedizione, spirito di sacrificio, schiettezza e trasparenza nel rapportarsi con le persone, proprio quelle prerogative che gli hanno permesso di diventare calciatore nonostante i tanti infortuni, compreso il brutto incidente di Napoli quando rischiò di spaccarsi la testa, tutte quelle qualità che richiederà, che pretenderà dai suoi giocatori, perché se non avesse lavorato nel mondo del calcio avrebbe fatto il maestro, lì sarei stato l'Alviero Chiori della situazione, ha detto. Lui che è un educatore nato e per firmare il contratto ha avanzato una sola richiesta: poter tornare ad allenare i bambini se un giorno dovesse lasciare la panchina della prima squadra. E allora vai Mario, insegna alla tua squadra cosa vuol dire indossare i colori grigio-rossi.